Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Alle 14.30 di oggi, martedì 3 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra gli svincoli di Latisana e Portogruaro per un tamponamento tra 4 mezzi pesanti. Una persona deceduta e 2 feriti. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Latisana e Portogruaro hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla cabina dell'auto articolato che ha tamponato la bisarca una persona, mentre l'altra, purtroppo, nonostante i soccorsi, è stata dichiarata deceduta dal medico del 118. Estratto e preso in cura dai sanitari anche l'autista della bisarca. Illesi gli altri 2 autisti. I feriti sono stati stabilizzati dai sanitari e trasferiti in ospedale. Sul posto gli ausiliari di autostrada e la polstrada per i rilievi del sinistro. E il 9 giugno scorso, in un altro tragico incidente stradale che ha profondamente turbato tutta la città, moriva Andrea Marigo mentre in sella alla sua bicicletta stava tornando a Campocroce dove abitava con la sua famiglia. Andrea aveva 11 anni e frequentava la scuola media Mazzini. Il 9 giugno era il primo giorno di vacanza e ieri, lunedì 2 ottobre alle 10.30, nel prato della scuola media Mazzini di Milano, in prossimità dell'ingresso della palestra e in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico, si è tenuta una cerimonia che i compagni di classe di Andrea, la seconda C, hanno voluto dedicare proprio ad Andrea. È stata scoperta una targa ai piedi di un albero appena piantato, sui rami del quale i compagni e le compagne di Andrea Marigo hanno appeso tanti biglietti in ricordo dei momenti passati insieme. Cambiamo argomento. La Giunta Comunale di Venezia ha approvato una serie di interventi riguardanti la sistemazione e la manutenzione di alloggi, nella maggior parte sfitti per cessata locazione, al fine di limitarne il degrado e garantire nel contempo una tempestiva riassegnazione. È stato quindi finanziato il recupero di 46 alloggi complessivi per quasi 3.700.000 euro. Con questa serie di interventi il numero totale degli alloggi assegnati o in corso di assegnazione nell'area del sito UNESCO dal 2015 ad oggi è di 633 abitazioni, con un impatto di quasi 2.000 cittadini e un investimento complessivo che supera i 30 milioni di euro. Ed è stata inaugurata questa mattina una nuova portineria di quartiere in via Bissolati 20A, nel quartiere di Altobello a Mestre. Cos'è una nuova portineria? È un nuovo avamposto di comunità che si aggiunge tra l'altro ai presidi di Venezia già attivi sul territorio comunale, tra questi quelli di via Piave a Mestre, ad Orso Duro e alla Giudecca a Venezia. Ogni portineria, è stato spiegato, ha le sue caratteristiche e le sue peculiarità. In comune però rimane l'obiettivo del contrasto alla solitudine involontaria e della volontà di generare legami sociali che intercettino i bisogni dei soggetti più fragili e allo stesso tempo le competenze dei cittadini che desiderino investire parte del proprio tempo a favore della comunità. L'Associazione per i diritti degli anziani, ADA, ha ospitato il nuovo servizio. E si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.